E d'altra parte nessuno pretende di mettere la bandiera italiana in tutte le chiese, no? Dovrebbe essere la reciprocità, è assurdo. Beh, io mi occupo di psicoanalisi in realtà. Com'è possibile che una persona che si occupa di psicoanalisi sia diventato noto più o meno per essere così accanito contro la Chiesa? Perché io penso che molti di voi vi conoscano in questo modo. Bene, io in realtà non ho nessuna riserva contro le persone che sono dei credenti. Casomai qualche riserva ce l'ho verso psicologi o psicoanalisti che si dicono credenti, perché in quel caso dovrebbero essere più sapienti. Trattandosi di questioni affettive, trattandosi di questioni dell'inconscio, trattandosi di questioni dell'educazione, della formazione del profondo e dell'io, da liberare dal Dio, con l'apostrofo, che è l'appartenenza a qualcuno, evidentemente si presume che un tecnico, uno specialista, debba essere più sapiente in questa materia, oltre più che credente. Ma anche qui sappiamo che se tu non sei iscritto a un'associazione cattolica non fai carriera in tante situazioni purtroppo istituzionali. Quindi c'è il sospetto che ci sia una maleducazione, non solo di carattere sociale, come appunto Massimo Albertin ha illustrato, ma c'è una maleducazione antica di carattere storico. E se allora un elemento così importante, egemone, come la religione, di fatto apre un sospetto di maleducazione, di cattiva fede, qui il problema non è se uno è credente o non è credente, ma lo stimolo diventa quello di capire quali sono realmente i messaggi, l'identità, il DNA di questa formazione così forte, così caratterizzante della storia dell'Occidente, ma non tale da essere effettivamente dichiarata le radici dell'Occidente, come i cattolici pretendono che in qualche modo si debba ascrivere al cristianesimo. Ora, noi sappiamo che le nostre radici sono di carattere greco, latino, ancora adesso gran parte della filosofia, dei principi della democrazia, della polis, sono nati in certe circostanze certamente antecristiane, in alcuni casi anche anticristiani, ma la nostra cultura fondamentalmente è stata di origine appunto greca e latina fondamentalmente. Quando è arrivato il cristianesimo è piombata la civiltà in una buia lunga notte durata 1000 anni, e guarda caso solo fino a che non sono stati riscoperti i testi greci dopo la caduta dell'impero d'Oriente, e quindi la ripresa del corpo, della sensualità, della laicità, e che ha aperto al Rinascimento, eccetera. Quindi, riportando degli elementi di natura, di realtà, la questione della natura da Lucrezio, e una brevissima, è facile fare una breve excursus su questa questione storica per capire quanto è antistorico il cristianesimo. E lo dico con molta chiarezza, anche se non è proprio il mio campo del simbolismo, però non è un caso che questa cosa sia molto importante, perché noi viviamo ormai da 30 anni una situazione insopportabile in Italia di inciucio politico, dove di fatto è stato attuato un compromesso storico a partire da una situazione che io personalmente ho, pur essendo collocato in una sinistra di classe dal punto di vista personale, però io penso che sia stato il più grande errore della civiltà recente in Italia quella di assimilare ai poteri istituzionali, politici, partitici, la Chiesa sempre e comunque, a partire da quella esperienza del compromesso storico, eccetera. Di fatto la Chiesa è assimilata all'interno di tutte le spartizioni di potere. Ecco perché non si tocca. Ma perché? Perché per un concetto di compromesso storico che in realtà è sbagliato, perché la mediazione si fa magari con la classe, si diceva, si fa sui contenuti, non si fa sul DNA, sulla ideologia. Allora, questa cosa di per sé non sarebbe innocua se non avessimo dei contenuti antistorici. Allora, l'affermazione che faccio è questa: la storia in Italia del progresso e anche in Europa è sempre stata, nei progressi di carattere sociale, civile, dei diritti, no? È sempre stata contro e nonostante il cristianesimo. È molto facile dimostrarlo, anche senza essere degli storici e anche facendo una brevissima carrellata da Epicuro, un grandissimo ateo, no?
fino a Lucrezio, sulla questione della centralità della natura, che poi era ripresa da tutti i filosofi nei secoli successivi, ogni volta che si scopre la laicità, da Spinoza a Feuerbach, eccetera, eccetera, no? E la grandezza di una civiltà fondata, anche qui è stata distorta. Il cristianesimo ha falsificato la storia, ancora oggi se si parla di Nerone si dicono cose molto inesatte, molto sbagliate. È inesatto il fatto che ci sia una data storica di una nascita di Cristo, che se andiamo a vedere i dati storici non c'è. C'è una falsificazione e una espropriazione di cultura altrui, dal Vecchio Testamento degli ebrei, al latino dei romani, al buonismo dell'universalismo del marxismo, e sono stati bravissimi a espropriare i saperi altrui per ridurli a un pecorismo, cioè di una dimensione di tutti pecore di fronte a una divinità, di una subordinazione che dura tutta la vita e che non libera mai l'individuo dalla sua possessione. Come psicoanalista io vi ricordo che il soggetto, l'io, la persona, nasce da un ossimoro. Nasciamo tutti soggetti come aggettivi di qualcuno, per esempio il corpo da cui siamo nati, il corpo materno, l'utero da cui siamo nati, quindi noi siamo soggetti come bambini che abbiamo bisogno di dipendenza e diventiamo soggetti nel senso del sostantivo, è un ossimoro la parola soggetto, significa le due cose opposte. Io sono soggetto a qualcuno, ma io sono il soggetto della mia vita, io sono il sovrano della mia esistenza, e per indicare entrambi i significati utilizziamo un'unica parola. Non è un caso, perché questa è la storia dell'uomo, è la storia della donna, è la storia della nostra specie. Noi dobbiamo essere coerenti con questo dato di natura, per cui il soggetto io deve effettivamente costituirsi, ma poi liberarsi da quel bisogno di dipendenza che deve esserci, ma poi deve investire quella dipendenza nei suoi rapporti affettivi, sociali, eccetera. Questo insegna la psicologia. In Italia è mancato una capacità diffusa nella sinistra o nelle associazioni o nei dibattiti sociali, una capacità diffusa di introdurre l'elemento psicologico, chiamiamolo così, psicoanalitico, cioè simbolico, affettivo, un sapere affettivo, per poter portare una critica seria al cristianesimo. Perché? Non in quanto religione, perché io non ho nulla contro le persone che credono. Sinceramente io non spenderei una molecola della mia energia per andare contro chi crede. Non è il mio mestiere, non me ne importa nulla. Certamente, ripeto, non lo ritengo corretto nell'ambito professionale, ma penso che chiunque possa avere nel suo privato qualunque forma di espressione. Qui siamo di fronte ad una maleducazione. Una maleducazione data con la caduta di un sapere diffuso che era gestito su una dimensione storica nata per esempio sui Sette Poli, quindi sul patto fra fratelli. L'ideologia della lupa imperiale venuta dopo, che è un tipo di carattere culturale tardivo, matriarcale. Già l'impero monolitico aveva tolto la diversità, la differenza fra popolazioni, culture, eccetera, che aveva caratterizzato la grandezza di Roma e prima ancora la grandezza della cultura greca. La cultura greca obbligata a rappresentarsi al di fuori delle isole, nell'incontro, nella navigazione, nell'obbligo di riconoscere il diverso e l'altro, che in quelle proporzioni storiche aveva fatto del popolo greco la capacità di rappresentare nei luoghi pubblici, negli anfiteatri, non l'ammazzamento, non lo spettacolo sanguinario, ma guarda caso, no? La commedia, la tragedia, la dimensione dell'agone sportivo. Guarda caso la capacità di sublimare, quindi di produrre un soggetto più sovrano e meno sottoposto. In questa capacità di emancipazione, quindi la polis è nata non a caso come emancipazione dei figli dalle famiglie. Di questo si tratta, da Prometeo a Teseo, a Ulisse, al grande apporto delle donne eroine, da Atena a Arianna, Lisistrata. Non c'è nessuna storia come quella greca che sia piena di tanti miti femminili in realtà. Proprio perché l'individuazione dell'io, la liberazione dell'io dal Dio è stata la prassi in quella cultura, in una proporzione storica piccola, ma se noi lo facessimo oggi saremmo felici, avremmo quel rinascimento che invece ci manca, ci spetterebbe e che invece ci stanno togliendo. Quindi l'avvento del cristianesimo ha riportato delle fasi primordiali che i greci avevano superato, ed infatti
dalla grandezza di Roma abbiamo questa introduzione del pecorismo, cioè della dimensione delle rovine, cioè della dimensione del pastore, delle pecore e del fatto che si debba tutti essere uguali, però sottoposti a una entità dal quale mai l'io si può emancipare. L'io è una bestemmia, come dice Lattanzio. Lattanzio dice chiaramente, criticando Cicerone, religione deriva non deriligere, cioè raccogliere insieme le usanze e i costumi per onorare i genitori, i penati, i lari, eccetera. No, deriva da religare, cioè legare assieme, tenere uniti e sottomessi alla dominazione di Dio sempre e comunque. Quindi nella captivitas nasce cattiveria e nasce anche cattolico come concetto fondamentale di accumulo di negatività, di distruttività umana. Ecco che introduciamo il concetto di perché bisogna occuparsi di questa entità egemone che è la religione cattolica, nella fattispecie quella romana, perché effettivamente siamo di fronte non a una religione in sé in quanto tale, perché la rappresentazione di moti dell'anima, la rappresentazione anche di molti istinti anche negativi, non è di per sé negativa. Ogni rappresentazione è terapeutica in sé, ma la prescrizione di istinti omicidi è dannosa, è causa di violenza. Quindi qui siamo di fronte a qualcosa di profondamente colpevole da parte di chiunque abbia voluto assecondare, acquisire, inglobare, utilizzare, giustificare, riproporre i livelli istituzionali, così come è stato fatto fino ad oggi, in maniera assolutamente arbitraria e violenta. Andiamo avanti per una breve excursus proprio per capire come tutto ciò che è stato fatto nella storia è stato fatto contro e nonostante il cristianesimo. Il Rinascimento, la sua bellezza, abbiamo visto qui non sono soggetti religiosi, è la riscoperta del corpo, anche nei soggetti religiosi, perché chi commissionava le opere chiaramente erano i poteri religiosi, però anche lì c'era la riscoperta di forme nei grandi pittori, di questa dimensione della riscoperta della sensualità, di questa dimensione della natura, e chiaramente in questo coincideva appunto con la riscoperta di tutta quella casistica che ci proveniva appunto dalla tradizione di Socrate, di Platone, dove si parlava di omosessualità, dove si parlava di una concezione legata a un mito, a dei miti che erano emancipatori, dove l'eroe era il figlio che lottava contro i dei genitori e alla fine, lottando, però vinceva, costruiva una famiglia sotto forma di fondare una nuova città, sotto forma di liberare una fanciulla, sotto forma di uccidere il drago, la gorgone, la dimensione che si opponeva, oscura, il superamento del dionisiaco attraverso la dimensione dell'apollineo, l'elemento più evoluto dal punto di vista sociale, culturale, artistico. Tutto questo era stato riscoperto con il Rinascimento, ma per arrivare a cosa? Per creare una reazione uguale e contraria, per esempio con le Inquisizioni, con i processi contro, ricordate in Provenza che cosa è successo, no? Il 22 luglio del 1209 cade la città sotto assedio con il massacro di oltre 20.000 catari, così è iniziata la crociata contro gli albigesi, bandita da Papa Innocenzo III, l'abate Amorì durante l'assedio per distinguere i cattolici dagli eretici, ordina uccideteli tutti, Dio saprà riconoscere i suoi, perché comunque si erano contaminati con la libertà, con la diversità, si tolleravano culture differenti. Le donne lì sapevano comporre poesie e musica quando l'imperatore non sapeva né leggere né scrivere. Quindi era una dimensione, un'esperienza straordinaria che era pericolosissima. Era vista come il fumo negli occhi, la libertà, l'individuo, l'io che si forma in maniera completa e con gioia e soddisfazione e condivisione sociale in termini di civiltà, di polis appunto, è la più grande bestemmia che si possa fare per un cattolico nella storia. Questa è la storia che però non la insegnano così nell'ora di religione, per esempio, ma neanche nelle sue. E sapete cos'è tutto quello che è stato scritto e detto riguardo alla questione sulla femminile, ma sulla sessualità. La prima cosa da opprimere è la sessualità della giovane, perché è la sessualità della giovane che è in sé il moto rivoluzionario del cambio di generazione.
Quindi l'elemento che va diabolicizzato in tutto, quindi la caccia alle streghe, l'Inquisizione, fino a Giordano Bruno, che effettivamente è stato uno dei primi. Io vi chiedo una cosa, voi qui dentro non penso ci sia nessuno che non sappia chi è Giordano Bruno, tutti sapete chi è, sapete come è morto, sapete che cosa ha detto, quali erano le sue idee, ma io voglio chiedere a voi, come si chiamava il Papa che lo ha torturato e l'ha fatto uccidere? Quanti di voi lo sanno? Bene, questa cosa ha poca importanza, io non sono andato a guardare, non lo sapevo neanche io. Però, vabbè, Clemente l'ha però il problema è un altro. Com'è possibile che un uomo solo, uno solo, contro tutti, perché era solo quest'uomo, veramente pochissime persone potevano anche solo capire o condividere le sue idee nella sua epoca, com'è possibile che uno solo, no, a proposito di maggioranza, di dittatura della maggioranza, oggi sia l'elemento a cui noi facciamo riferimento e non sappiamo chi era l'uomo potente del suo tempo, che ne ha determinato tutto. Quindi attenzione, la maggioranza è quella qualitativa che ha sempre determinato il cambiamento nella storia e che è diventato poi maggioranza numerica dopo, quando si era già vinto, non prima. Questa è la storia del mondo. Quindi il fatto di scienza, come dice anche poi, io sono salentino di origine, vi dico, questo è Giulio Cesare Vanini, è famoso in tutto il mondo, Schopenhauer lo cita 41 volte nei suoi libri, cioè è citato da Nietzsche, è citato da tutti, ci sono centinaia e centinaia di volumi in tutto il mondo in cui si parla del 1585 e contemporaneo, poco successivo a Giordano Bruno, è citato in tutta Europa, in Italia è misconosciuto. E tenete presente che lui, dopo aver fatto gli stessi percorsi, è stato in Inghilterra, è stato in Francia, cioè, ha fatto la stessa fine a Giordano Bruno, perché alla fine in maniera più sottile, forse molto più efficace, è riuscito perfino ad aggirare la censura religiosa, però gli hanno tagliato la lingua, l'hanno scorticato vivo, processato e bruciato chiaramente per ateismo e blasfemia. Ecco, questo è quanto era difficile poter essere uno, no? Soggetto, essere soggetto, un soggetto era impossibile, bisognava essere pecore, in qualche modo stare sempre subordinati in una dimensione, per non parlare poi appunto di fatto di storia, di antistoricità del cristianesimo, quanto poco storico, no? E qui il fatto di maggioranza in questione di scienze, l'autorità di migliaia è niente rispetto, no, alla capacità di ragionare dell'individuo, per non parlare di Spinoza che le introduce finalmente con coraggio la questione della natura, della centralità della natura, e poi il secolo dei lumi, la dimensione poi della rivoluzione borghese, della dimensione in cui si fu abolito finalmente questo falso calendario in cui noi ancora oggi crediamo. Noi crediamo che il nostro tempo derivi da un falso storico, è qualcosa che ci pone dal punto di vista della psicoanalisi, diremo questo è un sintomo di una nevrosi di questa civiltà, è una civiltà che nasce da una nevrosi, sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa. Cioè in realtà la realtà poi si impone, perché sapete che perfino lo Stato italiano si è potuto realizzare solo grazie contro e nonostante lo Stato Pontificio Vaticano, contro il cristianesimo ancora una volta, perché bisognava essere coraggiosamente atei per essere anche carbonari, per essere contro in qualche modo, anche se poi la storia nella scuola tende a mettere sempre l'accento su quelle minoranze di preti e robe varie, no? Come se quelli dovessero riscattare il fatto che i papi hanno sempre invitato alle crociate gli imperatori proprio contro, no? Anche la formazione dello Stato dell'identità nazionale italiana. Di fatto con le tragedie che ci sono state fino a Porta Pia, una delle date storiche che vengono misconosciute in maniera sistematica nelle nostre scuole e nelle celebrazioni, però per fortuna ci sono ancora le strade intitolate al 20 settembre. Nietzsche è uno dei pochi che nella cultura ha potuto individuare, lui che era uno che poi è stato toccato e ferito dalla mancanza di individuazione completa, però aveva capito che tanto i greci hanno bisogno di salute e di benessere, avevano bisogno di questo per introdurre l'elemento della riuscita nella vita, della felicità, tanto il cristianesimo, dice letteralmente, ha bisogno della malattia
della colpa, del peccato, della distruttività a priori, non perché ce n'è bisogno in una situazione di emergenza, no, va costruita a priori per poter governare, si governa solo unicamente sulla disgrazia, solo sul far del male, solo sul ridurre le possibilità reali di benessere. E con il suo anticristo è stato uno dei pochi, degli ennesimi subornati, mistificati, distorti, fino a farne il capo del nazismo. Io ho fatto un libro su questo, parlando del furore di Nietzsche, la nascita dell'eroe e della differenza sessuale, di questo, la formazione dell'identità sessuale, la parte debole del suo io, e il fatto che effettivamente Nietzsche sconta il limite, fa degli errori, per dire, cioè tende addirittura a sopravvalutare Dionisiaco rispetto anche a Apollino, però di fatto aveva capito molte cose. Riguardo a Cristo è l'unico, alla figura di Gesù Cristo è l'unico ad aver capito che Gesù non è un eroe, che Gesù non è un modello, che Gesù non è un comunista, come si sente dire ancora in giro. Gesù è un modello di masochista, predestinato prima ancora di nascere. Come può scegliere uno che è stato destinato prima ancora di nascere ad una operazione che è terrificante? Attraverso la morte di uno che non c'entra nulla bisogna salvare chi è nato con un peccato, non si capisce quale peccato. È terrificante, è terribile che noi non siamo così lobotomizzati ancora da non renderci conto di che cosa stiamo alimentando, nutrendo, che vampiri, che diseducazione. Ma questo lo vediamo tempo fa, proprio a Padova, organizzai una serata al Caffè Olivre, ex Caffè Olivre, non c'è più, da Pinocchio a Nietzsche, il mito dell'io contro Dio, proprio perché questa dimensione dell'io era effettivamente una questione di grande importanza, perché l'altro grande anticristiano, forse il più grande anticristiano della storia, quello che veramente gli ha messo il fiocco al cristianesimo, è proprio Pollodico, perché ne parleremo dopo con calma, cioè di fatto ha creato l'anticristo in questo burattino, in questa favoletta, una favoletta brutta, in fondo non è bella, di un autore non bravo, perché in fondo ha fatto solo quella favoletta famosa, che però è diventato il libro italiano più tradotto nell'universo, nel mondo, più di Manzoni, più di Dante. E perché? Perché nasce dal legno dove era morto Cristo per diventare un bambino in carne ed ossa, e nasce da un falegname che si chiama Giuseppetto, e poi ci sono l'orto di Urini, Campo dei Miracoli, e il tradimento e l'inganno, le monete d'oro, i 30 denari, i due ladroni e il gatto alla volpe. Ma in realtà la vera motivazione di fondo del toscanaccio, chiaramente risorgimentale, è quella di dire: se una donna può rimanere incinta per opera e virtù di uno Spirito Santo, allora io narrerò di un uomo, un falegname, che con una sega e una pialla si fa un figlio da solo. Mi sembra credibile, no? È una questione di credo, è una questione di fede, cioè uno crede a quello che vuole. Allora questa geniale critica è passata, è riuscita a passare sotto silenzio, sotto censura, sotto una forma tanto da diventare qualcosa che ha viaggiato da solo, perché la verità, e questa è proprio la psicanalisi, la verità si afferma da sola, al di là della comprensione del cervello. Ecco la potenza della storia anticristiana in Italia. Anticristiano era anche il Manzoni, quando scrive Promessi Sposi. Ma cosa pensate, di cosa pensate che trattasse? Lui si era convertito, con la madre non era cattolico, e di fatto di cosa parlava? Parlava dell'innominato. Ma chi è l'innominato? Non è Dio. Non si può nominare il nome di Dio in vano. E che cosa fa? Ius prime noctis sulla giovane Lucia. Perché che fa lo Spirito Santo su Maria? Non rimane incinta per opera virtù dello Spirito Santo, senza avere un marito, senza avere una proprietà di ruolo, senza avere una sessualità, perché quella è la Maria Maddalena, la puttana. Maria Vergine sta con mamma, mentre Maria Maddalena è alienata, non può avere lo stesso ruolo che ha avuto la madre, deve essere sottomessa, sottoposta, soggetta, mai soggetta, come sovrana. Allora questa è la critica contro lo Spirito Santo. C'è qualcosa di più anticristiano di questo? Il Manzoni. Qualcuno se ne è mai accorto? E Dante che mette i papi all'inferno, e nel mezzo della vita la selva oscura, gli inferi inferiori. C'è una dimensione legata alla dimensione sempre del tonio, della dimensione eleusina, cioè della dimensione ancora dionisiaca.
Quindi la dimensione legata ancora una volta alla sessualità, però attraverso quel processo dal padre simbolico Virgilio arriva a Beatrice, alla giovane donna, eccetera. Anche qui è un processo di emancipazione e di liberazione. Però per poter leggere tutti i nostri miti, le letterature, le religioni, i film, no? Le favole, per poterle leggere da un punto di vista del simbolo, quello reale, quello fisiologico, quello affettivo, quello che noi produciamo nel nostro inconscio, occorrono strumenti che non sono solo filosofici, non sono soltanto sociologici, non sono soltanto storiografici. Occorre giustamente introdurre un elemento in più che purtroppo in Italia le associazioni di sinistra hanno sempre tenuto fuori dalla porta e dalla finestra. Lo so io perché ho dovuto lottare tutti questi anni fino a passare per un bastian contrario, un estremista, uno che ce l'ha a morte coi preti. No, qua stiamo parlando di civiltà, ma nella maniera più eclatante, nella maniera più elementare del rispetto umano. Non stiamo parlando di religione, qui stiamo parlando di diritti fondamentali degli esseri umani, del rispetto alla vita, quella vera. Il marxismo, le dimensioni sociali, la lotta dei lavoratori, la psicoanalisi, tutte acquisizioni di grande laicità, Freud lo diceva con chiarezza, e il grande ritorno del cristianesimo grazie alla Mussolini prima con i concordati, ma il cristianissimo, Hitler, sua madre era cristiana. Questa è la croce che c'era nella scuola elementare dove lui cantava nel coro. Ecco da dove ha preso il simbolo. Lambach, l'abbazia di Lambach in Austria, ecco da dove ha preso il simbolo. Tutti vanno a cercare in India, ma vabbè, sarà stata anche indiano il significato etimologico, ancestrale, ma lui l'ha vista là, è da lì che l'ha preso, è da lì che è diventato un crociato. Sua madre era cattolica, pia, praticante e profondamente convinta, cattolica. Ed è stato per questo motivo, in quanto cattolico, che all'inizio il Vaticano ha deciso di appoggiarlo anche per tenere a bada i protestanti tedeschi, anche perché sicuramente era un antisemita, anche perché ce l'aveva contro i bolscevichi, giustamente, erano quelli i pericoli allora. Quindi all'inizio, non a caso, il grande alleato è stato il Vaticano, che nel 1933 toglie dall'isolamento internazionale Hitler. Ecco la storia, questa è la storia. La storia è della dimensione più retriva e cristiana, la dimensione più emancipatrice della storia è sempre stata anticristiana, contro e nonostante il cristianesimo, contro e nonostante. Questo è il nuovo santo, giustamente, perché che tipo di santi potremmo avere, no? Questa è la dimensione di quello che hanno continuato a fare dopo, magari nell'altro mondo, magari in Argentina, con il Desafiare Silos. Questo è quello che il nuovo Papa, in qualche modo, è un suo amico, certamente non ha mai denunciato, non si è mai contrapposto con coraggio contro la dittatura argentina in quegli anni. Questo mi pare evidente. Lui è stato chiamato come testimone di fronte agli orrori di quella situazione, sto parlando di Bergoglio chiaramente. Quindi vedete che la storia non è finita. Mettere in croce l'utero della donna rappresenta da sempre la dimensione del controllo del potere, perché il potere è generazione, il potere è sessualità, ricambio, essere padroni dei propri mezzi di riproduzione equivale ad essere padroni dei mezzi di produzione sul piano sociale. Anche se il marxismo libera i livelli sociali, la psicanalisi si occupa dell'emancipazione dell'individuo sul piano sessuale, della proprietà di ruolo, altro che San Giuseppe. San Giuseppe non è un padre, non è la festa del papà, San Giuseppe, capite? È un insulto, è una presa per culo, cioè è veramente una caricatura, è un insulto alla dignità umana. Ma la sterilità aumenta, ma certo, come potrebbe non aumentare? Con la Sacra Famiglia, la Immacolata Fecondazione diventa regola, perché è ovvio, è naturale, è un obbligo, perché tutto questo viene interiorizzato fin da bambini, si nasce con la colpa, rinunci a Satana, arriva un bambino appena nato, un mese, il battesimo, rinuncia a Satana, cioè, c'è Satana dentro. Capite che cervello bacato che hanno? E noi tutto questo lo consideriamo come moneta comune,
Invece c'è una cultura laicista, da chi magari è di cultura ebraica però si dichiara non credente, Margherita anche, giustamente. C'è una dimensione possibile, ciascuno ha i propri limiti, mica bisogna essere dei scienziati o dei geni. Penso che la dignità umana appartenga ai cani, agli animali, ai gatti, a tutti gli esseri umani e ai bambini, con uguale facilità, con uguale importanza. Ed è quello che noi dobbiamo riscoprire. Ecco perché è molto importante che la dimensione della militanza anticristiana entri in una dimensione di maggiore consapevolezza fra le gente, altro che compromessi storici. Volevo solo fare una precisazione su quella che dice il Vernant. Il cristianesimo ha il grande merito di aver interiorizzato il sacrificio umano, il filicidio. In questo modo ci ha liberato dalla necessità di praticarlo. Questo è stato la grande... Ma interiorizzare, che cosa vuol dire interiorizzare? Sapete cosa vuol dire interiorizzare? Significa introdurre nel DNA, farlo diventare causa di ogni nostra azione, d'ora in avanti. Non significa negare, superare, comprendere e superare. Interiorizzare significa mettere nel DNA, capite? Questo è Agave e Penteo nel Baccanti, no? Si racconta appunto la dimensione di questa abitudine della fedeltà, ma queste cose le possiamo capire nell'antichità. Cioè, non è mai stato facile avere a che fare con il sangue, non è mai stato facile avere a che fare con la follia della menopausa, non è mai stato facile essere donne in passato e neanche oggi è facile, è molto difficile, ma allora riconosciamolo. Ma in questo allora c'era la possibilità di riti cruenti della grande madre, c'era l'antico matriarcato, eccetera, eccetera. Ma tutto questo ha un senso, ma non può avere una dimensione che è addirittura attuale. Questa è Ifigenia, veniva sacrificata Ifigenia perché Artemide diceva che se gli ateniesi volevano salpare per la guerra di Troia dovevano sacrificare la cosa più cara che avevano, e guarda caso allora viene la figlia, il filicidio rituale si rende attuale. Lei poi viene consenziente, certo poteva dire di no, e naturalmente però viene salvata in qualche modo una cerva viene, si dice, sacrificata al suo posto, e lei sale alla destra della dea per officiare ai riti cruenti in Tauride. Poi, no? Però se noi insegniamo questo mito nelle scuole elementari ai bambini, diciamo: ma è stata brava Ifigenia, sì, ha salvato gli ateniesi, è stata brava, sì, bene, è un modello per tutti noi, tutti dovremmo essere contenti di essere sacrificati, o no? È come Gesù Cristo. No? Non è la stessa cosa. Quella è una bambina e questo è un bambino, però è la stessa cosa. Eccolo qua. Qua siamo nella dimensione ebraica, giudaica, però qui attenzione, non viene compiuto, viene bloccato, poi ci si accontenta di tagliare il pisellino, circoncisione a livello simbolico, ma viene superato in qualche modo. È il cristianesimo che reintroduce il filicidio come regola, il cristianesimo reintroduce il filicidio e il sacrificio umano. Ma siamo a livelli di King Kong? Ma siamo veramente così trogloditi? Possibile che nessuno protesti? Nessuno protesta? Eccolo qua, corpo e sangue di Cristo, corpo e sangue di Dio, ti ho partorito io e mi devo istituire il sangue. Proprietà sul corpo e sui figli. Questo è maleducazione affettiva, violenza, mancanza di rispetto. Tutti noi siamo stati partoriti, tutti, nessuno è escluso. Non si può diventare Dio solo per questo. Questo è un problema grave, gravissimo, che ancora non si riesce a capire nella coscienza delle persone. E la cosa più importante, ve lo leggo subito molto volentieri, ho qui il catechismo della Chiesa Cattolica, me lo sono dovuto leggere, io non sono mai stato a catechismo, io non mi sono mai occupato, mia mamma non mi ha mai visto andare in chiesa, non è che fossero coraggiosi altri, no, per carità, ma non ho mai visto andare in chiesa, me lo sono dovuto leggere tutto. Vi dico, qua si afferma che un genitore, nella fattispecie di autorevole e suggestiva sembianza divina, ha il diritto di decidere della morte del proprio figlio. Infatti nel catechismo della Chiesa Cattolica si legge: Dio mandò il suo figlio
per riscattare coloro che erano sotto la legge perché ricevessimo l'adozione a figli. Ecco la buona novella riguardante Gesù Cristo, figlio di Dio. Dio ha adempiuto le promesse fatte da Abramo e della sua discendenza ed è andato oltre ogni attesa, introducendo il sacrificio. Ha mandato il figlio prediletto. La morte violenta di Gesù non è stata frutto del caso, in un concorso sfavorevole alle circostanze. Essa appartiene al mistero del disegno di Dio, come spiega San Pietro agli ebrei di Gerusalemme fin dal suo primo discorso di Pentecoste. Egli fu consegnato a voi secondo il prestabilito disegno della prescienza di Dio. Bello, eh? Educativo per un bambino insegnare il catechismo o nell'ora di religione questa cosa, che un genitore può mandare a morte il proprio figlio perché questo da qua genera la salvezza di chi lo ammazza. Che un genitore, Dio, può destinare al massacro del figlio per un malinteso senso di amore, mica perché è scemo, perché ha qualcosa che non funziona. No, è questione di amore. Ti amo troppo, dicono, no? Cioè, i giornalisti, delitto passionale, la amava troppo. E quello è amore? È amore quello. La amava troppo. Lo dicono ancora, guardate. La questione della infatti si dice sempre nel catechismo, in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, no? Noi siamo cattivi, abbiamo la colpa, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione dei nostri peccati. Questa è la logica del catechismo, guardate bene. Il verbo si è fatto carne, eccetera, è Dio che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione dei peccati. E ancora c'è Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Poi c'è il principio che la salvezza è il bene dell'umanità, l'umanità considerata a priori portatrice di gravissime colpe, deriverebbero dalla morte di un incolpevole, non dall'educazione alla responsabilità, dal rispetto, alla responsabilità individuale, attenzione. E allora si dice, egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, i peccati degli uomini conseguenti al peccato originale sono sanzionati dalla morte. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Ma voi immaginate una scolaresca, uno ha fatto qualcosa, ma non puniti tutti gli altri, no? Cioè, oppure uno non ha fatto niente e viene punito lui perché hanno fatto qualcosa gli altri. Cioè, ma questa logica io non capisco come possa essere passata al vaglio di pedagoghi, educatori, no? Psicologi, no? Cioè, insegnanti, cioè, io non riesco a capire. Cioè, mi sembra veramente che c'è qualcosa di malato in questa, c'è del marcio in Europa, c'è del marcio, c'è profondo marcio. Non a caso dico questo perché proprio nel concetto dell'Amleto i temi sono gli stessi. Ma infatti si dice come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo saranno costituiti giusti, quindi non c'è neanche la responsabilità individuale, c'è quella del pecorismo, no? del gruppo, del branco. Quindi è diseducativo nel modo più abnorme. Vi dico anche l'altro principio che viene assurdo, che un genitore nella fattispecie di autorevole e suggestiva sembianza divina ha il diritto di decidere, che in questo insegnamento ha un significato unico e letterale, attenzione, non è un aspetto solo simbolico, cioè va considerato non in senso metaforico. Infatti si legge che omnes sensus fundetur super unum scicet litteralem, cioè tutti i sensi della Sacra Scrittura si basano su quello letterale, San Tommaso d'Aquino, eccetera. Trovate tutte queste cose sul catechismo. E naturalmente si dice che questo insegnamento obiettivamente perverso deve trovare nell'opera di catechizzazione degli educatori e soprattutto nel potere affettivo dei genitori il principale veicolo per attuarsi, i genitori, proprio la famiglia. Guardate che le cose sono molto precise, sono dette con molta chiarezza. E dice anche molto bene chi è, se è padre, madre, chi è questo Dio. E dice, chiamando Dio con il nome di Padre, il linguaggio della fede mette in luce soprattutto due aspetti, che Dio è origine primaria di tutta autorità trascendente e bontà, sollecitudine, eccetera. Questa tenerezza paterna di Dio può anche essere espressa con l'immagine della maternità, che indica ancora meglio l'immanenza di Dio. Ecco lo Spirito Santo un ettrino. Padre, Figlio e Spirito Santo un ettrino che rappresenta proprio l'immagine della madre e della famiglia. Quindi che incorpora l'elemento maschile del marito.
Quindi l'intimità tra Dio e la sua creatura. Il linguaggio della fede si rifà così all'esperienza umana dei genitori. Nella sottomissione di Gesù a sua madre e al suo padre è legale, non genetico, si realizza l'osservanza perfetta del quarto comandamento, eccetera, eccetera. Capite che qua si tratta di esaltazione e di apologia dei peggiori istinti filicidi delle baccanti, capite? Delle dimensioni più retrive, più antiche, che già il mito greco aveva superato alla grande. Non a caso il fratello e la sorella di Ifigenia sono i matricidi di Oreste ed Elettra, non a caso. Quindi le cose sono chiare a livello simbolico. E la questione dell'interiorizzazione, la vedete qui, un'interiorizzazione in età precoce di una istanza morale diviene causa di ogni altro comportamento in età adulta dell'individuo. Quindi interiorizzare questi precetti fin dal battesimo e nel catechismo in tutti i bambini comporta sicuramente la costruzione di un autolesionismo, di una aggressività, di una dimensione di infelicità programmata nell'età differita dell'adulto, quando il soggetto diviene adulto, incapace di poter distinguere una dimensione, un'istanza di benessere da una dimensione di malessere o di distruttività. Ecco. Questa è la tematica per cui oggi parlare di un'azione sociale di carattere non solo etico ma anche politico, ma soprattutto di carattere proprio culturale, che manca, no? Va in qualche modo sollecitata, va in qualche modo posta in tutte le sedi istituzionali, politiche, ma soprattutto dentro le dimensioni di discussione di massa, perché questi concetti sono così elementari, sono così in fondo semplici, che ci si chiede come mai non si debbano e non si siano mai potuti esprimere apertamente anche nella storia. Soltanto Nietzsche, mi risulta, è stato capace di chiamare idiota un Gesù Cristo, in quanto morire per una causa non ne dimostra la giustezza, dice Nietzsche. Ma la cosa vera è che chiamare Gesù Cristo come modello di formazione per i giovani è la cosa più violenta, è la cosa più cattiva, è la cosa più distruttiva che si possa fare. Le obiezioni quali sono? Ma sai, anche Salvo d'Acquisto si è sacrificato, ma lì c'è una situazione contingente, estrema. Noi non nasciamo in una dimensione di nazisti, noi nasciamo in una famiglia che si pretende normale, non è predestinato, cioè, capite, le obiezioni, ma lui era d'accordo e tra l'altro bisogna dire che era la stessa persona del padre e di Dio. E perché allora non si ammazza come genitore? Noi ci sacrifichiamo per i figli ogni giorno, perché bisogna ammazzare un lavoro di figlio? Ecco, a questo punto taccio, perché io mi faccio le discussioni su internet, faccio il Bastian Contrario su Facebook, io mi sputtano, no? Perché mi sembra atroce che non ci sia nessuno che ponga delle istanze di questa elementarietà. Eppure dico, a questo punto si bloccano tutte le obiezioni e allora a quel punto devono dire che è San Paolo che non è proprio ortodosso. Ma forse il catechismo che non è molto ortodosso. Ah già, il catechismo sì. Catechismo che però, sai, la questione dell'aborto, della vita. Questa è la edizione del 72, vi leggo cos'è il rispetto per la vita. A questo titolo l'insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorità pubblica di infliggere pene proporzionate alla gravità dei delitti, senza escludere in casi di gravità la pena di morte. La pena di morte. Il diritto è il dovere della pubblica autorità di infliggere pene come la pena di morte. Catechismo. E perché? Ma perché la pena ha come primo scopo di riparare al disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, la pena ha valore di espiazione. Certo che quando uno muore l'educazione serve a poco. Ecco, questo è stato cancellato nelle edizioni successive, ma mai è stata introdotta una condanna della pena di morte. Voi capite che questa componente è profondamente perversa. C'è il catechismo romano, e questo è quello ufficiale della Chiesa Cattolica. Sì, ma sono due. Dopo... I catechismi sono due. Ok, però è quello che trovate nelle dimensioni delle nostre diocesi, eccetera. La questione è che in questa dimensione, al di là delle banalità delle obiezioni,
la gravità di queste cose è sempre sotto silenzio. Io chiedo a voi perché? Perché? Di fronte all'evidenza di una intollerabile condizione reiterata di produzione di violenza, santificata a tutti gli effetti, perché siamo così indietro dalla dimensione di uscire? Anche perché, con questo finisco, perché non voglio allungarmi, penso sia stato anche abbastanza lungo. Ah, vabbè, allora tanto siamo spazio al dibattito. La questione è legata molto al fatto che il mondo effettivamente è esattamente ciò che noi produciamo. Cioè, la nostra realtà umana la produciamo a partire dai nostri impulsi inconsci. I nostri impulsi inconsci sono in parte scritti nella fase evolutiva in cui noi siamo formati dagli altri. Noi abbiamo una inerzia dentro di noi che è esattamente l'educazione, che ci hanno dato quella affettiva, non quella solo culturale. Quella affettiva ci determina, e quindi se nelle famiglie tedesche o in Europa vigeva la pedagogia di Schreber, che bisognava prendere a schiaffetti il bambino nella culla, perché poi da adulto non avrebbe ricordato nulla, però sarebbe stato obbediente e avrebbe obbedito subito all'autorità, credere, obbedire, combattere, senza sapere docilmente, no? Da cosa gli veniva questo impulso inconscio pavloviano, diciamo, di blocco, no? Ma questo ha generato una società dove la cucina, il forno di casa era il forno crematorio e il giardino era il filo spinato. Non poteva non generare una società differente da quella. Cioè, il mondo è una nostra rappresentazione veramente. Io lavoro con queste cose, io ho la dimostrazione clinica, scientifica, che tutto ciò che accade a ciascuno di noi, e a ciascuno di noi accadono cose differenti da ciascun altro, ma tutto ciò è riconducibile a delle tracce di vissuto anamnestico, familiare, evolutivo, affettivo, tutto. Io ho fatto 10 anni di oncologia medica per capire che perfino ammalarsi di tumore in età giovanile comporta una coerente situazione di percorso affettivo. Non può essere scevra la conduzione affettiva da una debolezza ad ammalarsi in maniera precoce e sul livello anche della citotoiesi, è una dimensione, ma vi risparmio questi particolari che sono molto importanti, ma tenete presente che la nostra formazione non è indifferente. Ecco perché battezzano i bambini fin dalla nascita, permette di collare subito. Lo sanno benissimo che condizionare un bambino dalla più tenera età comporta creargli un guinzaglio, una gabbia che poi viene interiorizzata. Ecco, l'interiorizzazione del sacrificio umano. Non è il superamento, è l'istituzionalizzazione. È la cosa più violenta che ci sia, ma devo arrivare io, operaio della cultura, a dire queste cose? Ma non sono sotto gli occhi di tutti. Ma non sono evidenti, tutti evidentemente. Ma basta applicare un metodo che è presente da 200 anni. È una simbologia diretta, lo dicono letteralmente. Ma come si fa a non capire, a non vedere che uno che manda il figlio a morire, per favore? È qualcosa di importante. Allora, benissimo. Allora bisogna togliersi questa cataratta dal cervello. Bisogna cominciare a pensare in maniera materialista, perché questo è il materialismo. Quello che sto dicendo non sono favole, e le favole non sono bugie, perché se no andiamo a vedere la mela di Biancaneve e la mela di Eva, capiamo che il sesso femminile viene avvelenato da chi ha un'invidia verso di lei. Lo vediamo che la verità non mente, poi così come non mente in Pinocchio, non può mentire in nessuna produzione dell'inconscio umano, perché è verità distillata, viene da dentro. Cosa può essere se non quello che abbiamo dentro? Può essere solo quello, non ce ne accorgiamo, ma è quello, no? Poi ci ragioniamo sopra, correggiamo, siamo corretti e cancelliamo. L'aspetto razionale molto spesso tende a cancellare la verità anziché a vederla. Ecco perché occorre anche un approccio, ecco perché hanno paura della psicanalisi, oppure pretendono che la psicanalisi debba essere di destra, debba essere di un certo tipo, ma non è vero, perché comunque il metodo di lettura delle dinamiche affettive può essere insegnato a scuola al posto di queste cose criminali come igiene degli affetti. Capire che cosa significa essere figli, che cosa significa essere
fratelli, se si ha l'invidia per il bimbo che nasce dopo, se la psicologia della donna ha delle differenze rispetto a quella dell'uomo. Queste cose sono importantissime, anziché reiterare la violenza sulla giovane donna a partire da una realtà costituita da un prepotere costituito, di invidia, di ricambio. Perché si parla così a sproposito di femminicidio, senza avere le basi minime, che pure sono sotto gli occhi di tutti, per capire da dove viene la violenza sulla donna, chi esercita la violenza su Lucia, su Maria, chi la esercita. C'è la violenza sulla donna, ma chi la esercita? E che cosa vogliono bloccare? È la figlia femmina che cambia il mondo, non il maschio. Il maschio, in quanto non femmina, non dà fastidio. È la figlia femmina che rinnova, che va a rubare il posto a Dio, che gli ruba la scena. Non lo vorrebbe, ma è così, la natura lo vuole, predilige il corpo femminile per riprodurre. Ecco dove sta tutta l'oppressione, ecco perché bisogna industrializzare l'utero e rendere inutile il maschile, come fa la Chiesa, San Giuseppe. Papà, capite? Non c'è scelta, non c'è libertà di ruolo, non c'è proprietà di ruolo, e il figlio di questa degenerazione non può che essere il povero Cristo, il quale chiude il cerchio e prende su di sé i peccati degli altri, ovvio. Viene femminilizzato, viene mestruato, come Padre Pio, sempre sul sangue, questa cosa, e poi viene ucciso, come facevano negli Dionisia, col divino parello, no? Con la divinità inferiore di fianco alle grandi mani. Grace, Engels, Morgan, tutti gli autori, anche gli antropologi, non solo gli psicologi, gli antropologi, Bachofen, queste cose le avevano capite molto bene. Siamo noi che siamo ignoranti. Queste cose nell'Ottocento, nel Novecento già le sapevano. Ecco, allora mi fermo qui, io vorrei lasciare spazio alla discussione, però tenete presente che questo approccio così violento, così scomodo, così antipatico che io vi do, però tenete presente che io ritengo che deve essere un approccio così elementare, così a basso profilo, che dovrebbe riuscire a diventare patrimonio di ciascuno di noi. Io mi rendo conto che nella clinica, con le persone che io conosco, con cui io sviluppo questi saperi a partire dal loro libro personale, che è la loro vita, tutto ciò è semplicissimo, lo capiscono benissimo, sono bravissimi. Quando si tratta di, non ho trovato un solo collega, no, qualche collega l'ho conosciuto io, però di fatto non trovo persone che si espongono, che si sputtanano. Ma è possibile? Di fronte a una cosa di questa portata, perché non denunciare questa cattiva fede? Perché non denunciare questa violenza, questa inciviltà? Perché non diciamo no al sacrificio umano? È così difficile. No al sacrificio umano. Cioè, io non voglio che King Kong si mangi la fanciulla, voglio che si sposi con quello che gli piace, quello che il ganzo che piace a lei. Cioè, non voglio che questa cosa diventi un rito per conservare il potere e mettere la paura addosso agli altri. Ci vuole tanto. Questo è l'elemento di rilancio, scusate se è una dimensione in qualche modo polemica per alcuni aspetti, però il fatto non può non essere polemica, perché di fatto manca una condizione diffusa, estesa, no? Di questi semplici elementi di rispetto dell'elemento umano, della crescita dell'individuo e della sua possibilità di riprodursi. Se siamo noi i primi a non essere capaci di rispettare le istanze di natura, ma è ovvio che ci stippiamo, ma è ovvio che costruiamo l'autodistruttività, ma è ovvio che Acab vuole ammazzare la balena bianca, ma è ovvio che noi facciamo fuori ogni dimensione della natura, inquiniamo, sporchiamo perché non possiamo sputare il piatto dove mangiamo, allora bisogna buttare i rifiuti per strada o ci si ammazza con la mafia, con la Mamma Santissima, con la Camorra, eccetera, eccetera. È ovvio che noi facciamo una brutta fine. È ovvio che inventiamo il debito universale per dire io ti ho partorito e tu non pagherai mai il debito, come fanno certi poteri sionisti mondiali, non a caso, ma sono soggetti essi stessi alla loro logica negativa. Capite che l'approccio simbolico ci dà delle letture che ciascuno di noi, chiunque potrebbe utilizzare per capire la complessità, l'apparente complessità del mondo di oggi, si riduce a pochi elementi di rispetto o di mancanza di rispetto. Questo è. Noi abbiamo questi mezzi, ce li abbiamo. Basta leggere Erich Neumann, Storia dell'origine della coscienza. Ci sono questi mezzi.
però vengono sistematicamente esclusi dal sapere popolare collettivo. Bene, speriamo che ci siano altre opportunità per approfondire, per